E buonasera a tutti ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata dell'Io Resto a Casa Show direttamente dal divano perché Anna Andrea c'ha l'intossico! Sigla! Questo è un momento un po' particolare, dobbiamo stare in casa ad aspettare. Se la TV ti annoia o ti avvilisce, tranquillo, prima o poi tutto finisce. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere sociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale. E allora, oggi il primo ospite della giornata, pensate un po', è napoletano. È stato Don Pippo nel nostro film e ci fa vedere come prova ad intrattenere il suo vicinato. Signore e signori, Alessandro Bolide! applausi! Allora entra un tipo in una salumeria e dice: mi dà un panino e fa il salumiere con la coppa perché che ho vinto. Se vi affacciate ve la spiego. Quel ritiro di Alessandro Bolide, grazie per essere stato con noi. Allora, Adesso arriva la nostra cantautrice palermitana che vive a Bologna, signore e signori, Giulia May. Giulia May che prova a rintracciare il suo gruppo. Vai Giulia! Raga, ci siete? Ci siete? Dai, che scendiamo un po'. Non ci siete. Va bene ragazzi, perfetto, non ci siete, d'accordo. Le brutte intenzioni, la maleducazione. Mi potreste rispondere per favore? Sapete che vi dico non importa. Canto senza di voi per questa volta. Tanto basto io. Che succede? Dov'è Giulia? Brava Giulia May, bravo Vittorio, bravi tutti. Adesso abbiamo le notizie da Milano dal nostro amico napoletano in quarantena, Francesco Arienzo, applausi! Amici belli, io vi vorrei tantissimo aggiornare su quello che succede a Milano, però purtroppo non lo so proprio. Sto chiuso in casa da più di 15 giorni, sempre a Milano, ma non è la stessa cosa. Vi posso dire quello che succede nella casa di fronte dalla signora, se per voi va bene, non lo so. La signora canta un sacco, ma assai, pure troppo, e non sa cantare. Poi non è che canta solo all'orario del flash mob, lei si esercita tutto il giorno, capito? E si sente, pure a finestre chiuse, si sente. Quando finisce questa quarantena? Fantastico Arienzo! Allora, nonostante noi siamo qui sul divano oggi, lei non è voluta mancare. Signore e signori, Eva Tana! Tieni Eva, c'è tutte carissimi fermenti lattici. Ma perché fermenti lattici? Perché servono molto durante il tossico. Ah, perché anche tu hai l'intossico, Eva! Purtroppo sì. Bene, allora raccontaci come ti è venuto questo intossico. E allora, ieri sera io avrei mangiato una cotoletta di pollo panato, la famosa cotoletta appanativa. La panativa! La cotoletta panateva. Senti, e com'è che ti è venuto l'intossico con la Perché cotoletta? poi essere venuto a casa mia Capitan Findus a trovarmi e io avrei fatto amore con Capitan Findus. E perché ti è venuta l'acidità d'intossico? Perché ho mangiato il suo bastoncino Findus. E pesce e carne non fanno bene. Risolvati Eva. Ragazzi, senza parole, Alessandro e Luca da Hong Kong, i nostri ballerini. Penso che qualcuna di voi si rivede in me. Dico, all'inizio di questa quarantena era tutto fuoco e fiamme, adesso devo trovare un modo per riaccendere la passione. Ma che meraviglia, grazie mille ad Alessandro e Luca Ma da perché non Hong mi Kong. fai ballare pure tu come lui fa Ma ballare se tu lei? ti stai rovesciando, cacciai o come si chiama? Signore e signori, torna Alessandro Bolide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Signora Buonacore al quarto piano, ti ho visto, eliminata!
E visto che Andrea ha l'intossico, il nostro Ciccio ci prepara qualcosa di leggero leggero. Cosa ci prepara? Le arancine. Signori, le arancine di Ciccio, vai! Ciao a tutti, oggi arancine. Portiamo l'acqua a bollore, quella aromatizzata, versiamo il riso, mettiamo la fiamma media, mescoliamo e lasciamo assorbire completamente l'acqua. Queste sono le arancine panate, friggiamo in abbondante olio di semi e qui c'è il risultato finale. E che si fa? Quindi cuociamo il riso e lo stendiamo, formiamo una pallina, lo stendiamo nella mano, mettiamo il condimento, qui ci sono le arancine e le passiamo in lega e pangrattato. E va bene signori, si conclude qui questa nona puntata dell'Io Resto a Casa Show dal divano. Mi dispiace essere stata così moscia, ma sto un poco malino, però vi voglio bene. Speriamo di recuperare questo intossico e Tanti baci. speriamo che Andrea non cucini più a questo punto. Io non so com'è che sono vivo, per miracolo. Bene ragazzi, Io Resto a Casa Show termina qui per questa settimana. Ci vediamo presto. Applausi e mettili. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere sociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale.